Buongiorno, Barbara Braghilla, Empatico Giornale, Festa del Cinema di Venezia 2025, 82esima edizione. Siamo qui allo Spazio Regione del Veneto con tanti progetti e ci sono anche delle personaggi molto importanti, eccellenti anche della mia città Portoviro, e ho il piacere di avere qui vicino a me un insegnante, la presidente della Università Popolare di Portoviro, che sta collaborando per un progetto, e adesso dice tutto lei. Luciana Milani, prego. Grazie Barbara, io sono la coordinatrice dell'Università Popolare di Portoviro e da 3 anni con delle studentesse, che io chiamo diversamente giovani, abbiamo allestito una compagnia teatrale per portare alla conoscenza del territorio storie di donne che per lo più sono sconosciute ma che hanno contribuito tanto alla crescita del nostro territorio. Abbiamo collaborato con Ferdinando De Laurentiis con l'attività di radio e quindi oltre alla collaborazione di Università Popolare di Rovigo con il regista, a pieno titolo siamo entrati anche noi perché collaboriamo e in questo lavoro di ricerca siamo sue partner. Ma Luciana Milani dà molto comunque alla città, perché è stata una grande insegnante anche all'istituto comprensivo, insomma è una grande coordinatrice di tante altre cose. Raccontaci un po' di questa esperienza anche nelle scuole, i giovani. Beh, i giovani, ho fatto 40 anni a scuola, spero di non aver fatto danni, come dice lei, quindi insomma di aver fatto il mio lavoro, l'ho fatto con tanto amore e adesso lo stesso lavoro lo facciamo con la terza età, perché noi vogliamo invecchiare in modo attivo. Ecco che il teatro, che è una modalità per trasmettere contenuti e storie di donne come facciamo noi attraverso il linguaggio teatrale, penetra per chi ci guarda in maniera più pregnante ed aiuta anche noi a tenere la mente attiva attraverso quello che il teatro comporta, quindi l'aggregazione, trovarci insieme, fare prove. Noi facciamo anche ballo perché nei nostri spettacoli di costruzione delle donne inseriamo anche dei balli dell'epoca. È il nostro spettacolo, il primo anno abbiamo portato alla luce dei racconti di Mario Naia, uno del nostro territorio che era anche un nostro studente, e di Dolores Boggia, una poetessa del territorio sconosciuta, adesso non più, grazie anche a noi. Poi abbiamo portato in scena la vita della baronessa Vanzo e l'anno scorso, quest'anno a maggio, la vita di Rosalba Carriera, una ritrattista del 1600 che tutti pensano nata a Venezia, invece è nata a Loreo, una maestra, Carolina Rosatti, che ha insegnato per tanti anni al piano di Rivà, e poi la storia di una partigiana di Loreo. Ecco, questo per, come dicevo, per far conoscere storie di donne che hanno dato tanto al territorio. Allora, e come sempre facciamo i complimenti alla nostra meravigliosa mostra del cinema di Venezia, che è la più bella del mondo. Io sono Barbara Braghilla, Empatico Giornale, e io Luciana Milani, Università Popolare di Portoviro. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.